Sai dove ha sbagliato qua? Poverino. Quando lui abbiamo portato il blocco, ha fatto passare. Così, devi contrastare, non fare andare dove vuole lui. Tu adesso qua, devi dargli una mossa, non fare andare dove vuole andare lui. E poi dopo rimasti praticamente noi che invece di fargli il blocco controllare, non lo fai arrivare sulla linea d'aria, e prende la palla sicuramente più lontano.
la perdevi uguale. Stava un secondo.
pallavolo, cioè il calciatore che guarda dove vuole tirare, la mia aspetta, ma porca puttana, sei scolastico, a nessuno che mi guarda.
cambierà due pezzi del Sassoli. No, ma se scavi di fronte all'arena, se quanti ti trovi due gol lì? Apre uno, le vecchie per pezzi, te lo cambio.
2 o 3 partite e poi l'ha messo fuori squadra. Poi ritornare nel campionato italiano. Non so che fa di causa. Sì, ha fatto causa. Però non è stato difficile ritornare in Italia. Non gli puoi impedire di lavorare. Gli puoi impedire di guadagno, ma non gli puoi. Ma insomma, anche se uno fa così da una vita all'altra, tu non lavori più, no? Che non puoi finire di lavorare, Una perché volta tu che sei licenziato, iniziato. quindi lavori. È come se io andassi a lavorare in licenzio, ok? Vado a lavorare per la concorrenza e mi faccio le scarpe alla mia vita vecchia. Anche a livello giuridico, e anche tante aziende, a maggior tutela si fanno firmare il fatto di non concorrenza. Poi per 5 anni si può fare un ambiente lavorativo, andare a lavorare nell'ambiente dove stai lavorando con qualche questo è la vecchia, si può licenziare per lavorare per la concorrenza, devi stare attento perché rischi di combinare sciarpa e di chiederti danni. E lui non è uguale. Cioè è venuto per me, è tornato nel campionato italiano che ha creato un danno, è tornato nel campionato italiano e mi fa ancora un ulteriore danno. Se parliamo di questo concetto qua, è il doppio danno perché come se fosse andato via senza preavviso e quindi hai creato un danno all'azienda. Adesso vai a lavorare per la concorrenza. Sono gli avvocati che dicono tutta la parola. Questo qua che le guardavo
perché se sono in là cadevo di sotto, da frente andiamo.
Sì, è sempre uno. È sempre uno. Invece, No, già ci siamo messi bene. neanche che girato. Già ci siamo messi bene. Mi ha spiegato come doveva saltare. Bisogna la bottiglia. Due se ne sono fatta solo con le mani schiuse, quattro mani non sono capaci di prendere un pallone. Sarà quest'occhio, dai. Avete anche voi in Serie A? Io ho preso ieri. Riservo ieri. Beh, secondo me doveva fare una cosa.
attacco, bravo. Giusto, corretto, fischio corretto. Bravo arbitro, corretto. Pensavo che mi girassi e anche la canestro.
visto le finali? A Verona, cioè. Perché tu che sono fermi a seconda?